Dopo la mobilitazione cittadina contro il declassamento dell'ospedale civile dei Santi Giovanni e Paolo a Venezia, che ha raggiunto il suo obiettivo, la protesta, che chiede di tenere alta l'attenzione sul mantenimento dei servizi sociosanitari, arriva nelle isole. I cittadini bocciano il progetto dell'abbattimento del monoblocco dell'ex ospedale al mare al Lido di Venezia, progetto previsto nel piano di riqualificazione dell'area annunciato qualche settimana fa. Una prima battaglia è stata vinta, siamo riusciti a far sì che l'ospedale civile rimanga ospedale di rete. Dobbiamo vincere la guerra perché purtroppo l'ospedale civile, nonostante la classificazione di ospedale di rete, ha bisogno di essere riempito adeguatamente di contenuti. Il presidio di protesta al Lido di Venezia è solo il primo passo di un'estate che si preannuncia caldissima anche sul fronte della protesta. La mobilitazione è stata promossa appunto dal Movimento per la difesa della sanità veneziana con l'associazione Lido da Mare, presieduta da Daniela Milani. Adesione è stata espressa anche dal Partito Democratico Veneziano e da altre associazioni. Ecco come i cittadini partono all'attacco. Da quella riunione, da quell'iniziativa a porte chiuse, in maniera carbonara, sono state decise tre cose. La prima, che Cassa Depositi e Prestiti, già lo sapevamo perché è una storia che risale ormai a 5 anni fa, intende investire 132 milioni di euro per la riqualificazione dell'area. Ma la protesta, questa è almeno l'impressione, sembra essere solo all'inizio. I cittadini tornano in piazza.